completamente rinnovato. Adesso un tentativo da parte del numero 10 Diakité, Matteo Giacalone, che insomma giovane del... Attenzione, arriva questo pallone vagante, pallone a cercare, e poi è il numero 10 che mette al centro, il numero 10 Messina, però fa buona presa Venè. Adesso va sulla palla e poi il numero 11 Milana e poi ci prova il numero 8 Ganci e il Mazzara si salva. Dell'11 in maglia nera del Castellammare, la squadra del tecnico Mione. Attenzione, adesso Lampo, Tarantino, cross di Tarantino a cercare il numero 10. Il Castellammare nella propria metà campo, lancio di Benivegna, buono su Diakité, mette al centro Diakité, forse un fallo di mano, reclama veementemente Dino Marino. Nuovamente lo serve per il 7 Milana si aggiusta il pallone che carambola, pallone debole che insomma non impensierisce certo Venè. Cavallo viene anticipato, si scontrano due giocatori del Mazzara e poi pallone per Ba. E il numero 11 Danilo Terranova per il numero 8 Ganci, che ha avuto un'occasione importante. Tentativo adesso da parte del numero 7 Alassia, disattenzione da parte di Boyang, il numero 7 Milana che si porterà avanti e poi conclude, ma bravo Venè, sta concludendo in avanti, e poi un tiro di Maximilian Foglia che viene però applaudito, insomma, da, possa dire, Ganci, ancora Ganci, attenzione! Rimaniamo davvero sconcertati per questa papera del portiere Venè, chiamiamolo così, di Venè, e l'arbitro fischia, proprio Patrizio fischia la fine di questo primo tempo. Ribadiamo il punteggio: 1-0 per il Castellammare sul Mazzara. Ci ritroveremo nel secondo tempo al 45esimo. Adesso respinge bene Venè per far ripartire appunto il gialloblu. Adesso il numero 7 Milana, ed è Venè che ben si oppone. Peterson che viene superato e poi pallone per Ba, supera Venè, Ba e deposita il pallone in rete per il 2-0. Pallone per Diakité affronta una serie di finte, poi pallone buono per Boyang e tiro di Boyang. Pallone per il numero 11 Danilo Terranova, e arriva il gol ancora una volta di Ba. Foglia, pallone però insomma tiro abbastanza telefonato dell'aria. E adesso è Ganci, ancora Ganci, pallone in avanti per Ba, fallisce l'occasione per la quarta rete. Alassio scambia bene, vediamo se il pallone per Cavallo, e pallone però che insomma attraversa lo specchio della porta di un gol per raggiungere, segnare quantomeno il gol della bandiera. Adesso attacca ancora il Castellammare, pallone in avanti a cercare il gol. Adesso è il numero 14 Calagna che ci prova con un bel tiro. Qualche discussione in tribuna, nulla di che. Ed arriva il gol di Tacco, in grado anche di
che già si è ben distinto con la Juniores. Adesso ancora, ed arriva il quinto gol. Pallone al centro e per poco il numero 19 Taibi, Cina, che controlla. Pallone per Alassio, entra Alassio e il pallone finisce alto, il pallone di Alassio, rimpallato, e l'arbitro, il signor Roberto Patrizio, manda tutti negli spogliatoi. Quindi risultato qui allo stadio Nino Vaccaro: Mazara 1, Castellammare 5. Questo è il risultato finale.